Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. L'addio al Papa, a Roma anche una delegazione di prelati siciliani e circa 1000 giovani partiti alla Sicilia per il loro giubileo. I colloqui e la foto tra Trump e Zelensky fanno il giro del mondo. Vacanze finite, il Sicilia Express è ripartito, questa volta diretto verso il nord Italia, vagoni pieni di giovani che hanno approfittato del viaggio in treno a costo basso. A Messina la procura ha aperto un'inchiesta sulla cessione della società di calcio della famiglia Sciotto alla AD Invest. Si indaga per bancarotta. Un ritratto di Totò Riina, il sanguinario boss corleonese, all'asta. È l'ennesima provocazione social del figlio del capo dei capi di Cosa Nostra. A Catania è mortificato il barocco di Via Crociferi, da set cinematografico del passato a luogo di degrado. Giovani sfruttati nei bar, nei ristoranti e centri storici. La proposta della CGIL di Siracusa: dare la licenza soltanto ai locali che garantiscono un salario minimo. Calcio, domani la sfida tra Catanzaro e Palermo, la carica di Dionisi, adesso è il momento di essere uniti. Serie C, quinto posto in palio al Viviani tra Potenza e Catania, diretta TV in chiaro su Telecolor, sfide e verità per Messina e Trapani. Bentrovati in apertura all'ultimo saluto a Papa Francesco. Oltre 400.000 persone a Roma tra San Pietro e le vie per Santa Maria Maggiore. Presente anche la delegazione della Chiesa siciliana e oltre 1000 giovani partiti proprio dalla Sicilia per il loro giubileo. Sentiamo Orazio Longo. Caro Papa Francesco, ora chiediamo a te di pregare per noi. L'invocazione finale del cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, che ha pronunciato l'omelia per i funerali di Papa Bergoglio in piazza San Pietro. Un'omelia scandita dagli applausi, soprattutto quando il porporato cita i riferimenti ai migranti, ai poveri, alla pace, temi cari al pontefice argentino. In piazza San Pietro ci sono tutti, ci sono i più bisognosi e ci sono i potenti, con 166 tra capi di Stato e delegazioni. Una foto fa il giro del mondo, quella che vede seduti vicini a conversare fittamente Zelensky e Trump. Un'altra vede al duo aggiungersi anche Macron. In prima fila il Presidente della Repubblica Mattarella con la Premier Meloni subito dietro e il Presidente argentino Milei. Sul sagrato di San Pietro, tra i prelati siciliani, ci sono l'Arcivescovo di Palermo Lorefice col parroco della Cattedrale Sarullo, il Vescovo di Acireale Raspanti in rappresentanza della Conferenza Episcopale Siciliana e i Cardinali Montenegro, che parteciperà al conclave, Arcivescovo Emerito di Agrigento e Romeo Emerito di Palermo. Gli arcivescovi Luigi Renna di Catania, Isacchi di Monreale, Gisana di Piazza Armerina e Peri di Caltagirone, insieme all'Emerito Pennisi con Alessandro Damiano di Agrigento. A Roma anche quasi 1000 giovani siciliani che avevano programmato di partecipare al giubileo degli adolescenti. Dopo la cerimonia, la Papa Mobile accompagna il corpo di Francesco nel suo ultimo viaggio terreno, il 48esimo da Papa, verso Santa Maria Maggiore, dove da domani sarà visitabile la tomba. Un viaggio lungo 6 chilometri tra due ali infinite di fedeli che lo accompagnano metro dopo metro. Stimate dalla Protezione Civile non meno di 400.000 persone tra San Pietro, dove i fedeli si sono messi in coda già dalla notte, e le vie di Roma. E c'è chi è partito per raggiungere Roma e partecipare così ai funerali di Papa Francesco e chi invece sta tornando in queste ore ai propri luoghi di lavoro. Il Sicilia Express è ripartito, questa volta diretto verso il nord Italia. Carrozze piene di giovani che sono tornati a casa dopo le vacanze di Pasqua. Approfittando dei prezzi economici, come a Natale, anche questa volta tutti chiedono che l'iniziativa venga replicata. Francesco Aloi. Siamo tornati per le feste di Pasqua, adesso bisogna ritornare a Torino ai doveri della vita. Quasi un giorno di viaggio dalla Sicilia a Torino Porta Nuova. Passata la Pasqua, per i fuorisede è arrivato il momento di tornare a casa. Duole un po' il cuore andarsene, però grazie a questa esperienza sono potuta scendere a casa e stare con la mia famiglia. Come all'andata, il Sicilia Express, ideato dalla regione, diventa occasione per svagarsi, cantando e, perché no, facendo nuove amicizie. Abbiamo creato proprio dei gruppi di amicizie, abbiamo un gruppo su WhatsApp, ci siamo
siamo già organizzati per rivederci. Comunque ho sentito da altri amici che l'hanno preso in passato, anche quello di dicembre, mi hanno detto che è stata una bellissima esperienza. 2 i convogli partiti da Siracusa e Palermo, tutti pieni. Lo scorso Natale la novità del treno a basso prezzo che porta a casa studenti e non. Un successo allora come oggi, che sicuramente sarà replicato anche per le prossime festività a dicembre. Sperate che questa iniziativa possa tornare? Assolutamente sì, sicuramente non è proprio la soluzione adattissima, ma è comunque un'alternativa che a noi ha fatto piacere. Magari sarebbe bello anche in estate, o a Ferragosto, nei giorni festivi. Tutti a bordo, fischietto in bocca e via. Si parte, direzione nord. E voltiamo decisamente pagina. Messina, la procura ha aperto un'inchiesta sulla cessione della società di calcio dalla famiglia Sciotto alla AD Invest. Già ascoltate alcune persone che sono considerate informate dei fatti. Francesco Triolo. La Procura di Messina ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla cessione della CR Messina e sui vari passaggi societari ed economici che si sono susseguiti negli ultimi mesi con AAD Invest. La notizia è trapelata nella giornata di oggi, dopo che a Palazzo Piacentini sono state effettuate alcune audizioni di persone informate sui fatti. Il fascicolo è aperto al momento contro ignoti e l'ipotesi di reato è quella di truffe e minacce e scaturirebbe da una denuncia presentata dall'ex presidente Pietro Sciotto nei confronti di AAD Invest. Il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto Fabrizio Monaco hanno già ascoltato il presidente attuale della società Stefano Allaimo, inibito dopo la penalizzazione per il mancato pagamento di stipendi e contributi, e il rappresentante della AAD Invest, il segretario del club Alessandro Failla e l'ex allenatore Simone Banchieri, che si è trattenuto qualche giorno in più in città dopo l'esonero. Lunedì mattina invece dovrebbe essere ascoltato l'ex presidente Pietro Sciotto, in questo momento azionista di minoranza della società con il 20% delle quote ancora in proprio possesso, mentre potrebbe essere ascoltata come persona informata dei fatti anche il direttore sportivo Domenico Roma. Una vicenda esplosa dopo i mancati pagamenti di stipendi e contributi, con la penalizzazione in classifica di 4 punti subita dalla squadra giallorossa. Un ritratto del mafioso Totò Riina, il boss sanguinario, all'asta. L'iniziativa, che è anche una provocazione, arriva dal terzogenito del capomafia di Corleone, annunciata su Facebook e Instagram, e ci sono dei follower entusiasti e pronti ad acquistarlo. Marco Gullà. Un ritratto di Totò Riina, il sanguinario boss corleonese, all'asta. L'ennesima provocazione social è del figlio del capo dei capi di Cosa Nostra, Salvo Riina, che su Facebook nelle scorse ore ha postato l'immagine di un dipinto fatto su tela con colori acrilici, scrive lui stesso, che ritrae il padre. Adesso farà una sorta di sondaggio, sorteggio tra tutti i miei follower di Facebook sia di Instagram, scrive Salvo Riina, rispondendo a un commento in cui si chiedeva se il quadro fosse in vendita. Sceglierete voi stessi un ritratto tra tutti quelli che ho ricevuto, e il più votato tra tutti questi lo metterò all'asta e qualcuno di voi lo potrà avere in casa propria come opera d'arte unica. Il dipinto prescelto per essere battuto all'asta, dice ancora il figlio del boss corleonese, sarà firmato dietro la tela da me e lo invierò all'aggiudicatario con un biglietto di carta redatto di mio pugno, dove sarà dichiarata l'autenticità dell'opera d'arte e che rispecchia al 100% quella che è postata in questo momento sui miei social network. Decine i commenti entusiasti sotto il post con il ritratto del boss, come vediamo. Magari andrebbe sold out in pochi minuti, scrive un utente. Un altro aggiunge: ne voglio uno, è bellissimo. Altri hanno postato cuori e applausi accompagnati da frasi come grande uomo o grande zio Totò. A Catania, furto sacrilego nell'oratorio Giovanni Paolo II nel quartiere di Librino. Un giovane che i volontari hanno riconosciuto dalle immagini videosorveglianza ha rubato dalla cappella il tabernacolo con le ostie consacrate. L'appello accorato è di riconsegnare anche in forma anonima in un sacchetto le ostie. Il furto, dicono i ragazzi dell'oratorio, ci addolora profondamente. La crisi della STM: da domani scatta la cassa integrazione a 0 ore per 2.500 lavoratori dello stabilimento catanese, preoccupati i sindacati. Tonino De Mano.
Inutile nascondersi dietro un dito. La crisi c'è e i dati dell'ultimo trimestre confermano le preoccupazioni dei sindacati. Scatta così la seconda tranche della cassa integrazione ordinaria 0 ore per 2.500 lavoratori del sito catanese di STM. La prima era stata a marzo. In mezzo gli incontri istituzionali. A Catania presente il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso e a Roma al Ministero, dove i sindacati e i vertici del colosso italo-francese si erano confrontati su progetti di investimenti. Gli investimenti dal punto di vista industriale, le ST nella nuova parte chiamata Campus vengono confermati, però purtroppo sappiamo bene che nella parte dello stabilimento storico ci saranno delle realtà produttive che verranno totalmente chiuse e i lavoratori e le lavoratrici saranno probabilmente spostati in questa nuova realtà. Rassicurazioni ma anche preoccupazioni. Questa dimostrazione purtroppo che la crisi in ST continua. Adesso attendiamo una nuova convocazione, aspettiamo che sia il governo che la regione possano intervenire fortemente, possano intervenire in maniera decisiva. Da domani fino al 4 maggio scatta la cassa integrazione. Nel sito catanese resteranno tutti a casa, ad eccezione di un presidio di poche unità lavorative. A Catania una guardia giurata in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro ha avuto un timpano perforato per un colpo ricevuto nel tentativo di sedare una lite tra parenti all'interno del nosocomio. Lo rende noto la CGIL esprimendo massima solidarietà al dipendente della Mondial Pol e denunciando la gravità dell'episodio. Sul caso è intervenuto anche il direttore generale dell'ospedale Garibaldi di Catania, Giuseppe Giammanco, che ha espresso solidarietà al vigilante. E adesso vi portiamo in via Crociferi a Catania, luogo del barocco, ma che è diventata una delle tante vie mortificate dal degrado. Tonino De Mana. Storia di una capinera, il Bellantonio, i viceré, Mimì Metallurgico. Pellicole che hanno esaltato il fascino e il barocco di via Crociferi, un tempo set cinematografico, oggi una delle tante strade di Catania dove il verde non è arredo ma degrado. Lo trovi ovunque, a terra e nelle pareti, tra l'altro imbrattate, così come le indicazioni turistiche. Indecorosi affreschi che mortificano ogni sforzo di rilancio e che fanno il paio con l'immancabile azione degli incivili. Questa comitiva romagnola si guarda intorno, osserva le bellezze storico-artistiche che purtroppo sono circondate da erbacce e rifiuti. Tutte queste erbe che si vedono vicino a questi monumenti sono un pochettino di degrado. Sarebbe bello avere la maggiore cura, tutto qui. Concetto ribadito da alcuni turisti toscani. Bella ma ha lasciato un po' andare, onestamente da turista bellissima, però venendo a Firenze noto che c'è molta trascuratezza. Che differenza c'è tra il centro storico di Firenze e il centro storico di Catania? Che il centro storico di Catania è, culturalmente forse barocco, molto più carico, però è un po' più lasciato andare. Mi sembra che sia una delle città più belle che ho visitato. Chiaro che se si potesse magari ripulire un attimino i muri vicino a queste splendide chiese sarebbe una bella cosa, sì. Catania bella e sporca, quante volte abbiamo sentito questa frase che indigna, specie chi ha puntato tutto sul turismo. Vuole lanciare un messaggio al sindaco Trantino? Di venirsi a fare una passeggiata in via Crociferi, lo accompagnerò volentieri a fargli vedere tutto lo schifo che c'è in via Crociferi. Sarebbe meglio tornare alle immagini in bianco e nero, in modo che il verde dei rovi non sia riconoscibile. Adesso facciamo una pausa, poi parleremo di salario minimo e anche di Agrigento, capitale della cultura. Ci vediamo tra poco. Giovani sfruttati nei bar e nei ristoranti. A Siracusa la CGIL propone di dare la licenza soltanto ai locali che garantiscono un salario minimo ai lavoratori. Francesco Aloi. Salario minimo di 9 euro l'ora o niente licenza. È la proposta che la CGIL lancia al comune di Siracusa. Il turismo va a gonfie vele e a Ortigia fioccano bar e ristoranti. Spesso però i lavoratori sono sottopagati. Se da una parte la narrazione che viene data soprattutto da parte dell'amministrazione è quella di una crescita dei numeri, degli investimenti e della produttività del turismo, dietro le quinte si nasconde il sottosalario, il lavoro sfruttato,
è una piaga assolutamente che va affrontata. Se la proposta dovesse diventare realtà, Siracusa sarebbe il primo comune in Sicilia ad adottare una misura già attiva in diverse città, tra cui Milano, Firenze e Napoli. Io credo che il comune abbia da questo punto di vista gli strumenti e anche l'obbligo di lottare nei confronti del lavoro povero, del lavoro grigio, del lavoro nero. Tra i lavoratori dei locali del centro ci sono tanti giovani, ragazze e ragazzi che hanno deciso di non emigrare, ma spesso restando qui sono costretti a fare i conti con lo sfruttamento. È uno dei motivi per cui anche i nostri giovani scappano via appena possibile, perché trovano condizioni sicuramente migliori. E proprio il settore del turismo, in particolare la ristorazione, fa gola alla criminalità. Lo ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici. Indispensabile quindi intensificare i controlli. Agrigento, capitale italiana della cultura, dopo ritardi e polemiche arrivano i primi eventi. Davide Sardo. Agrigento è capitale della cultura 2025, ma finora più polemiche che eventi. Tra ritardi e dimissioni adesso qualcosa si muove. La presidente della fondazione, Maria Teresa Cucinotta, ha rotto il silenzio e presentato i primi appuntamenti. Si parte domenica 27 aprile con la cultura dell'ascolto. Protagonisti i viennesi del Kangl Forum Wien. 3 gli eventi: concerto al Teatro Pirandello, performance musicali in città il 1° maggio e gran finale il 3 maggio con una maratona sonora al Teatro dell'Efebo tra musica e degustazioni. Intanto a Lampedusa arriva Tania Bucal con Hospitium, progetto su identità e accoglienza. Non è vero che sono progetti calati dall'alto, che invece cercano il contatto col territorio. Questo secondo me è molto importante, perché finalmente si capirà questa, questo senso della Agrigento capitale della cultura e questo volere anche essere sul territorio. Segnali concreti finalmente per un anno da capitale che ha ancora tutto da raccontare. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, vigilia di match per il Palermo che domani al Ceravolo sfiderà il Catanzaro. Rosanero sorridono per i risultati delle dirette concorrenti ai play-off. Marco Gullà. I risultati di ieri con le sconfitte di Bari e Cesena danno una spinta al Palermo verso la qualificazione ai play-off. Fare il risultato per i rosanero domani a Catanzaro potrebbe rappresentare una sorta di ipoteca sul piazzamento nei play-off e addirittura vincere permetterebbe ai siciliani di agganciare proprio i calabresi al 6° posto. Un bivio fondamentale quello di domani al Ceravolo. Il Palermo ha quindi una ghiotta occasione per tornare in corsa per posizioni più prestigiose. Dionisi in questi giorni di pausa legati al rinvio del match con la Canarese ha lavorato molto sull'aspetto mentale dei suoi uomini. Dobbiamo essere, ripeto, dentro ogni partita equilibrati, perché se la partita dice qualcosa devi rispettare quello che sta dicendo la partita. Noi delle volte siamo andati un po' oltre quello che diceva la partita, ci sono dei momenti di stasi nella partita, devi capirlo, devi accettarlo, andarci sopra e poi eventualmente tirar fuori qualcosina in più. In difesa il rientro di Ceccaroni dal primo minuto permette di ricostruire il terzetto arretrato che aveva trovato continuità prima della trasferta di Bari. A completare il reparto ci saranno Bania schierato sul centro-destra e Magnani. Segre, rientrato dalla squalifica, è largamente favorito su Verre per un posto sulla tre quarti. In attacco Brunori agirà sulla sinistra a supporto dell'unica punta, il bomber Pogliampalo. Catanzaro che vorrà difendere il 6° posto con i gol del capocannoniere di Bigliemmello. Domani fischio d'inizio alle 15. In Serie C, 5° posto domani in palio al Viviani tra Potenza e Catania in segno di lutto. Niente conferenza stampa di Toscano, diretta TV in chiaro su Telecolor. Francesco Triolo. Con l'Avellino ormai promosso in Serie B, gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per i piazzamenti playoff. Il Catania deve difendere il 5° posto dall'assalto del Benevento e del Potenza, avversario domani sera dei rossazzurri. Traguardo che potrà essere raggiunto vincendo in Lucania o pareggiando, a patto che il Benevento non vinca sul campo del Giuliano. Gli etnei oscillano tra il 5° e l'8° posto finale, piazzandosi al 5°, 6°, 7° posto. Disputeranno in casa il primo turno nella fase del girone dei playoff, disponendo di 2 risultati su 3 al 90° per il superamento del turno.
La vigilia di oggi è di silenzio, annullata la conferenza stampa di Mimmo Toscano in segno di partecipazione al lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Sul fronte squadre è atteso il rientro in gruppo di Guglielmotti, assente per infortunio dal 23 febbraio, ma difficilmente avrà una maglia titolare. Toscano dovrebbe confermare Celli in difesa con Di Gennaro e Gherardi, a centrocampo Raimo e Anastasio sulle corsie esterne con De Rosa e Di Tacchio in mezzo, anche per l'assenza di Quaini. In avanti Jimenez e Lunetta dovrebbero essere prescelti per giocare alle spalle di Inglese, da capire quanti saranno i minuti che l'attaccante giocherà. Al Viviani clima piuttosto caldo, biglietti a partire da 5 euro per tentare l'assalto al quinto posto, ma il Catania non avrà tifosi al seguito per le prescrizioni del prefetto di Potenza, che ha valutato la rivalità tra rossazzurri e sostenitori del Foggia impegnato a Picerno, pochi chilometri dal capoluogo. Così, per evitare possibili incontri, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti rispettivamente nella provincia di Catania e in quella di Foggia. La gara tra Potenza e Catania verrà comunque trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor dalle 19, maxi versioni di diretta stadio, 4 ore di trasmissione con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti del prepartita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima da allenatori e giocatori, tutti i risultati di verdetti della stagione regolare, incluso il quadro completo di play-off e play-out. Sfide verità per Messina e Trapani. Sentiamo Sergio Colosi. Il play-out passa da una vittoria al Francoscoglio contro la Juventus Next Gen. Domani sera il Messina può centrare un traguardo importante, scortato dall'affetto dei suoi tifosi e abbandonato da una società fantasma e inadempiente. La Juventus, già qualificata ai play-off, ha numeri straordinari nel girone di ritorno, preceduta soltanto da Avellino e Cerignola. Al Messina però servono i 3 punti per raggiungere lo spareggio salvezza. Stessa formazione di Foggia, le uniche novità in panchina, assente lo squalificato Ingrosso, recuperato De Sena. Dalle sfide Picerno-Foggia e Trapani-Casertana potrebbe uscire l'avversario nel play-out del Messina. I Granata si giocano residue speranze di agganciare i play-off, ma oltre ad un eventuale successo contro i Campani, occorre una sconfitta casalinga del Giuliano con il Benevento. Il prolungamento del contratto di Aronica, 3 vittorie dal suo ritorno, è un segnale di fiducia di Antonini. Assenti Toscano e Silvestri, confermati Barosi in porta, Kragel e Ruggero trequartisti con Anatriello unica punta. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.